abbiamo parlato di tante cose. CIA Veneto cosa ha colto in prospettiva? Ma senz'altro, innanzitutto un'opportunità di essere su un tema così importante come quello che è l'agricoltura veneta e le ripercussioni che essa ha nel mondo, soprattutto nei mercati internazionali, e rivolta anche a quella che è l'opportunità che possiamo avere da una nuova politica agricola comunitaria. Proprio di politica agricola comunitaria 2021-2027, CIA Veneto, CIA nazionale, è preoccupata? Sì, l'abbiamo detto, noi siamo preoccupati per il fatto che ci troveremo ad avere un biennio perché dovremo assistere all'insediamento del nuovo Parlamento, in cui i mercati vanno ad una velocità alta, in cui i consumatori ci chiedono più innovazione, più sostenibilità e combattiamo con uno strumento che risale a circa 10 anni fa. Quindi questa per noi diventerà un handicap rispetto alle sfide che i mercati ci chiedono. E quindi per affrontare queste sfide CIA come ritiene di intervenire? Ma sicuramente bisogna intervenire attraverso politiche ad hoc, dobbiamo incentivare quelle che è l'aggregazione delle aziende, l'aggregazione delle filiere, dobbiamo addirittura andare oltre quello che è il concetto di filiera, dobbiamo arrivare ad un concetto di organizzazione interprofessionale nella quale intendiamo avere e dialogare con tutto quello che è il mondo produttivo, dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione, ivi compresi anche con i cittadini che oggi determinano quelli che sono gli acquisti sugli scaffali e quindi il risultato o meno di un prodotto.